Un passato da ex discarica, un futuro verde. Parco Astichello, un progetto importante per ridare vita a una zona dimenticata di Vicenza da tanto, troppo tempo. Proseguono velocemente i lavori di riqualificazione, un intervento delicato. Assieme ad ARPAV, Genio Civile e Corpo Forestale, il comune sta operando per restituire ai cittadini quest'area abbandonata a se stessa. Il primo step dei lavori è terminato con la messa in sicurezza delle piante sane e l'abbattimento degli alberi già morti o a rischio caduta lungo la pista ciclabile. Sono in corso i lavori di disboscamento che sono praticamente conclusi. Abbiamo tolto, dopo 10 anni di disinteresse totale in un'area comunque verde della città, abbiamo tolto le piante morte o comunque malate e le sostituiremo con piante nuove, con un piano che condivideremo con la parte forestale della regione. Il fiume Astichello è stato pulito da tutti i detriti e i rifiuti che si erano accumulati all'altezza delle barriere naturali create proprio dagli alberi caduti di traverso. Per il futuro, probabilmente, verranno piantumati arbusti autoctoni. Il tutto ovviamente tutelando specie di uccelli protetti. Il parco, oggi chiuso per l'inquinamento legato a una ex discarica degli anni 70, verrà così riaperto ai cittadini che finalmente potranno tornare a viverlo.